Buongiorno a tutti e grazie per essere con noi per questa nuova chiacchierata di nuova pedagogia. Oggi ho invitato un professore, un linguista che io stimo tantissimo e che ho già invitato altre volte, che è Bartolomeo Urcheddu. Ciao Bartolomeo. Ciao Adele. È sempre un piacere avere Bartolomeo, perché adesso, prima di iniziare la nostra intervista, abbiamo anche semplicemente chiacchierato del più e del meno e già mi dà degli spunti. Insomma, è sempre così con Bartolomeo, non si può fare a meno. Allora, la grande scoperta che io ho fatto conoscendo Bartolomeo è, per esempio, scoprire che il latino deriva dal sardo, che la storia dei greci ha avuto un influsso della Sardegna, che eccetera, che era una cosa che io, tra virgolette, sospettavo nella mia ignoranza, ma lui porta delle prove scientifiche, grazie alla linguistica, che si potrebbe dire che è l'equivalente dell'archeologia, no? Andando alle radici delle parole, scavando nel significato delle parole, trovi la storia occultata, nascosta, invisibile dei popoli, ok? E ho chiesto a Bartolomeo, senti, ma illuminaci un po' anche noi di immenso, con qualche incontro alla Libera Università. Infatti a novembre terrà proprio un corso che si chiama Sardegna, miti e storia invisibile. Perché? Perché dici, ma che ci frega a noi della storia della Sardegna? È quello che ci fanno credere. Se noi invece ribaltassimo il concetto che la storia della Sardegna ha influenzato anche le nostre vite, la nostra storia soprattutto, allora forse vedremo le cose in un'altra maniera, perché diciamoci la verità, Bartolomeo, ci mentono da sempre. No? Quando si conquista un popolo, la prima cosa che si fa, si toglie la memoria, ma grazie alla linguistica. Su questo ti do ragione, però tutto non si può cancellare, tutto non si può occultare. E attraverso la linguistica io sono riuscito a raggiungere determinati punti che fino a ieri erano impensabili. Un po' ci viene incontro la tecnologia, perché alcune ricerche possono essere fatte solo attraverso il web, non possiamo andare a visitare le biblioteche o gli archivi e leggere tutto il materiale che c'è lì all'interno. Le ricerche devono essere mirate e per poter fare una ricerca efficace e concreta e riuscire a raggiungere determinati risultati, occorre proprio andare a fare una ricerca specifica su determinati campi. Ecco, uno di questi è la linguistica. Oggi sì, è vero, la ricerca deve essere multidisciplinare, insieme alla linguistica deve essere inserita la storia, l'astronomia, di quello un po' di cui stavamo parlando poco fa. Ecco, io mi sono accorto di una cosa, che per poter conoscere la mitologia con cui gli antichi greci e i latini raccontavano la loro storia, occorre conoscere l'astronomia. E per poter conoscere bene l'astronomia occorre avere una base di linguistica sarda, perché molte delle stelle del firmamento celeste, che ancora noi oggi vediamo e vediamo nel cielo, hanno nomi sardi. Ti faccio l'esempio banalissimo di Maia, la più grande delle Pleiadi. Ecco, Maia ha dato il nome al mese di maggio in Sardegna e così via. Poi posso fare tantissimi esempi di stelle come la stella più luminosa della costellazione del Toro, che è una stella arancione su cui ancora oggi in Sardegna resistono da migliaia di anni alcune tradizioni come Supane Coccoi o Supane Coccone, perché Cocco era il colore arancione di quella stella che rappresentava proprio l'occhio del toro. Ecco, questi sono dei piccoli esempi di linguistica applicata poi alla storia e all'astronomia. Io però nelle mie 5 lezioni che terrò inizierò proprio a parlare del sardo e a fare un raffronto con il latino. È importante questo perché nessuno fino ad oggi ha rapportato in modo scientifico, cioè creando una grammatica comparata, il sardo con il latino. Solo attraverso una comparazione di questo genere si riesce a comprendere la corrispondenza fra queste due lingue. Una corrispondenza strettissima, perché le radici
la radice del latino, soprattutto nei verbi che sono l'elemento basilare della grammatica, è uguale a quella sarda, non simile, è proprio uguale. E questo ci impone determinate poi considerazioni anche di tipo storico, per cui è difficile oggi, avendo queste nozioni e ottenendo questi risultati, sostenere che il sardo è una lingua di derivazione latina. Ecco, si può capovolgere, come hai accennato tu, esattamente la storia, ma anche poi ragionando un pochino sopra, nel senso che in un periodo precedente alla civiltà romana e a quella greca, i sardi hanno dominato su tutto il Mediterraneo. Noi lo sappiamo perché ci sono tantissimi elementi archeologici che portano proprio in Sardegna. Qui nella nostra isola abbiamo qualcosa come 20.000 siti archeologici che vanno dal Neolitico fino alla fine del Bronzo. Ecco, questo ci deve far riflettere, perché ogni sito archeologico è un elemento di civiltà, nel senso che per poter costruire un nuraghe non è che uno la mattina si svegliava e se lo costruiva nel giardino di casa, no. Occorreva avere una società piuttosto evoluta, qualcuno doveva pagare le tasse, qualcuno doveva fare un progetto, qualcuno doveva decidere dove stabilire, dove sistemare quel nuraghe. Ecco, questa è in poche parole la sintesi di quella che era l'organizzazione sociale dell'antichità. Con questo tipo di organizzazione noi potevamo anche conquistare il resto del Mediterraneo, perché essendo un'isola ci dovevamo spostare obbligatoriamente fuori dai nostri confini con delle navi. E il segreto proprio del cosiddetto, chiamiamolo impero, anche se non mi va di utilizzare questo termine, il segreto sta in una parola sola, che si chiama talassocrazia, cioè controllo e dominio del mare. Un po' come hanno fatto gli inglesi qualche secolo fa, nel senso che una piccola nazione, un piccolo territorio relativamente piccolo rispetto al resto del mondo, come quello dell'Inghilterra, ha conquistato il mondo, quello che conosciamo oggi, il globo intero terrestre. Noi non abbiamo conquistato nel nostro periodo di maggiore splendore il mondo, ma abbiamo conquistato il Mediterraneo. E quindi insieme alla prima lezione che riguarderà il fondatore linguistico, cioè il DNA di ogni parola che ci spinge e che ci porta direttamente al sardo precedente al latino, poi andremo a vedere anche quello che è il calendario astronomico nella seconda lezione, e cioè sapere per quale motivo, ad esempio, noi sardi non abbiamo seguito il calendario romano, quello costituito da aggettivi numerali, ma abbiamo un nostro calendario che chiamiamo agricolo, ma che è basato essenzialmente sulle stelle, sull'astronomia, come abbiamo accennato poco fa. Ecco perché è importante conoscere l'astronomia per poter poi conoscere la nostra cultura. Ecco, poi andando a vedere questo famigerato impero costituito dai sardi, andremo a studiare quelli che sono stati nell'antichità i Perlagi, cioè il primo popolo civilizzato. Di questi Perlagi ne parlano tutti, ma proprio tutti, non c'è un autore che non accenni a questa popolazione. Fino ad oggi nessuno ha ipotizzato che questi Perlagi potessero giungere dalla Sardegna. Sono state formulate diverse ipotesi provenienti, che so, dall'Asia, proveniente dall'Oriente, dall'Africa settentrionale, ma nessuno poi è andato a fondo sul problema. Ma analizzando, ritornando alla linguistica, questa parola nei dettagli, si capisce che Pelasgo vuol dire peddargio, cioè vestito di pelli. E se noi andiamo a vedere che sono un elemento linguistico come la L, sappiamo che nell'antichità questa lettera dava suono a diverse pronunce, come ad esempio la L di pala, la doppia L di palla o la cacuminale di padda. Conoscendo questi risultati riusciamo anche a capire esattamente che cosa voglia dire Pelasgo. E poi andremo a vedere la mitologia, come abbiamo accennato poco fa. Noi conosciamo la mitologia attraverso i greci e pensiamo che sia stata costruita tutta da loro, mentre invece non è così. Perché non è così? Perché alcune visioni che gli archeologi hanno oggi sono del tutto fuorvianti, mentre invece se noi andiamo a vedere
O manipolatorie, caro Bartolomeo, o manipolatorie. O manipolatori. Ecco, io utilizzo sempre queste parole più soft, più leggere. Ecco, se noi andiamo a vedere alcune leggende che sono state narrate dai greci, ovviamente, portate fino ai nostri giorni, di questo ne siamo davvero grati, però andiamo a vedere la leggenda di Medusa, cioè la diva con le serpi al posto dei capelli. E questa diva viene decapitata da Perseo in un periodo storico particolare, perché Medusa era la stella più luminosa della costellazione del Dragone, che era una costellazione interpolare importantissima perché si vedeva tutto l'anno. È molto importante perché una di queste stelle che formava la costellazione del Drago segnava 3000 anni prima di Cristo il polo nord celeste. Ecco, la costellazione invece che noi oggi chiamiamo del Leone, che invece in antichità si chiamava della Falce, che poi questa falce è diventata Fauce, quindi la bocca del leone, e poi successivamente è passata al leone. Questa costellazione della Falce, 3000 anni prima di Cristo, tagliava esattamente in due la costellazione del Drago e quindi la testa di Medusa. Ecco, noi riusciamo ad avere queste soluzioni ai dilemmi semplicemente perché 3000 anni prima di Cristo quella leggenda poteva essere raccontata per come gli astronomi vedevano il cielo. Oggi non lo possiamo più fare perché il cielo è mutato a causa della precessione degli equinozi, non vediamo più le stelle messe in quella posizione. Oggi la stella polare è nella costellazione del Carro Minore, è quella che segna il Polo Nord, e quindi non possiamo raccontare il cielo di 3000 anni fa vedendolo come oggi, in altre parole. Ecco, se noi con un semplice calcolatore degli equinozi andiamo a vedere le stelle come erano posizionate 3000 anni prima di Cristo, sappiamo che la costellazione della Falce, quella che è stata utilizzata da Perseo, tagliava esattamente in due la costellazione del Drago. Riusciamo a capire che quella storia, quella leggenda è stata raccontata 3000 anni prima di Cristo. Per cui non possono essere stati i greci a raccontare quella leggenda semplicemente perché non esistevano come civiltà. Ecco, è tutto qui. E allora, scusami, io ho detto così in due parole, no, sembra guarda, tutto sai, semplice, però dietro c'è davvero una ricerca molto profonda. allora, E l'ultima lezione, poi il fatto che i sardi siano stati così vicini alle stelle, così vicini all'astronomia, lo dobbiamo anche al fatto che alcuni miti, come ad esempio Norace, da Nurace, che poi sarebbe Nurache, cioè il nuraghe della Sardegna, alcuni di questi miti nella loro genealogia risalgono l'albero e arrivano fino a Medusa, che veniva considerata figlia di Forco e re di Sardegna. Ecco, quando noi abbiamo questi dati riusciamo a vedere il mondo, a vedere la storia antica del Mediterraneo in modo un pochino diverso. E allora riusciamo a capire il significato di questi 20.000 nuraghi che sono presenti in Sardegna, 20.000 siti archeologici, non 20.000 nuraghi. Ecco, quindi c'è tutta una ricostruzione da fare. Io penso che il mio lavoro sia solo agli inizi, perché è quello che io sono riuscito a scoprire è solo la punta di un iceberg, ma dietro c'è una storia immensa che io non riuscirò sicuramente a completare perché sono una singola persona, una singola testa, una singola visione. Poi altri che vedranno quel mondo da diverse prospettive, secondo me riusciranno a scoprire anche qualcos'altro di interessante. Ma certo, una cosa che noi diciamo, allora, prima di tutto la Libera Università di Nuova Pedagogia dice che, viste le scoperte archeologiche, linguistiche, scientifiche che si stanno facendo adesso, tutti i libri di scuola andrebbero riscritti. Però ovviamente questa è un'affermazione molto forte, perché significherebbe andare in un paradigma diverso, cioè far vedere il mondo in maniera diversa, raccontare i fatti in maniera diversa, e quindi cadrebbero un sacco di castelli, di carte sui quali è stata fondata la cultura occidentale, certo. Diciamocelo. Quindi già questo va detto. Va anche detto che noi sosteniamo questo perché noi siamo dei visionari, dei pazzi,
però siamo quelli che sono nati adesso per portare avanti una visione, questo cambiamento, perché va costruita la transizione, non è che ci svegliamo nel nuovo mondo così, va costruito. E noi diciamo che si stanno incarnando anime che hanno delle missioni, cioè quelle di scardinare la narrazione, diciamo, che c'è stata fatta fino ad ora. Io voglio dire anche in buona fede, non credo nella buona fede della narrazione, però voglio dire anche in buona fede, c'è stato detto cose perché erano sul livello evolutivo di chi le diceva, però adesso noi stiamo evolvendo e quindi abbiamo bisogno di altre narrazioni basate su altri principi e si stanno incarnando delle persone che hanno questa missione. Ecco, io veramente penso che tu sia una di queste, perché poi grazie. Una cosa che ci viene chiesto continuamente dai genitori ed educatori che si affidano a Scuola Agire per fare, diciamo, un cambiamento nell'educazione dei propri figli è: ma ci dici su che libri dobbiamo studiare? Perché se i libri di storia, quelli che abbiamo a scuola, non so attuali, non so anche un po' farlocchi, cosa dobbiamo fare? Allora io posso dire, allora leggete, che ne so, Bizzi, leggete Porcheddu, leggete Buffa, leggete, cioè ci sono degli autori che fanno con le loro ricerche, dando quella narrazione alternativa, io non voglio dire giusta, io voglio dire alternativa a questa visione. E secondo me, per me che sono 5 anni, insomma, che ormai bazzico la Sardegna, va detto che secondo me la Sardegna ha un ruolo, non solo perché ha un ruolo centrale nel Mediterraneo, ma perché noi questa storia non la conosciamo, cioè una storia così importante che secondo me è stata in parte occultata perché se no non avevamo il lavaggio del cervello che i romani hanno fatto accantonata, perché la storia è anche politica poi alla fine, e quindi fa comodo sapere bene la storia di Roma, sapere che Roma è stata la capitale del mondo, che prima di Roma c'erano gli Etruschi, ma poi alla gente quello che c'era prima degli Etruschi, in altre parole, non interessa, perché non è una storia politica che va bene in questo momento ai principi di unione dello Stato italiano. Ecco, non è una storia che va bene a loro. E di conseguenza si fa solo un po' di storia greca, un po' di storia egizia, e la storia che poi è stata anche coeva agli egizi, cioè quella della Sardegna, non viene assolutamente considerata. Anzi, chi come me riesce a fare delle scoperte anche interessanti, che poi sono scientifiche, difficilmente poi confutabili, ecco, allora viene additato come un fantarcheologo. Io non so, prima di tutto non sono un archeologo, pertanto non posso essere un fantarcheologo. Sono un linguista, uno storico, e la linguistica è un codice forse dei più perfetti, pertanto è molto difficile andare a confutare quello che io descrivo nella linguistica, hai capito? Certo, è chiaro, E poi fare di conseguenza linguistica storica significa anche cambiare la storia, perché attraverso la linguistica si può anche cambiare la storia. Ecco, questo sarebbe, come hai detto tu, come hai accennato tu, distruggere montagne di carte, costruite poi alla fine sul nulla e non sulle fonti storiche oppure sulla scienza linguistica. Io una cosa la voglio dire. Questo è un lavoro molto duro, anche dal punto di vista psicologico, perché siamo soggetti poi ad essere derisi per quello che diciamo, all'attacco magari di chi è interessato a determinati argomenti. Però io devo dire la verità, questo non mi condiziona assolutamente. Io vado per la mia strada perché sono sicuro di quello che sto facendo. E poi, come hai detto tu, è giusto vedere il mondo da altre prospettive. Pertanto, ai libri così tradizionali, anch'io consiglierei gli alunni o gli studenti o gli appassionati che vogliono informarsi su determinati argomenti, di utilizzare anche i nostri libri, di fare dei confronti per capire cos'è che manca nei libri tradizionali. Ecco, questa è una cosa
Sì, che anch'io consiglierei di fare nelle scuole allora, sarde soprattutto, perché in quelle italiane è molto difficile cambiare le cose ma e io ce ti ne dico una rendiamo cosa, conto. allora, come diciamo sarda nell'anima, come mi considero sempre, come mi sono sempre considerata, cioè io non considero la Sardegna Italia, te lo dico, non mi importa niente di quello che pensano gli altri, la mia formazione, per me la Sardegna è il sesto continente, cioè ha una storia sua, ha una cultura sua e ha un passato talmente glorioso che, ripeto, per motivi, come hai detto tu, politici, infatti fare nuova pedagogia è un po' far politica, per il semplice motivo che tu decidi di seguire delle strade che non sono quelle canoniche che ti vengono proposte. Ma è l'unico scopo dell'umanità, secondo me, è conoscere se stesse, Certo, conoscere le certo, proprie radici, perché se certo, non ti conosci, tutto quello che ti succede non te lo sai spiegare bene, capito? Cioè sei un po' fragile, ecco perché il nostro motto è solo la conoscenza ci renderà liberi, perché certo, chi conosce o comunque si sforza di farlo è meno fragile di chi sta lì, guarda la televisione e si beve tutto quello che insomma gli viene proposto, gli viene propinato. certo. E te lo dico da ex regista del TG, insomma. Quindi è molto importante, ecco, cioè il motivo per il quale ti abbiamo chiesto di fare questo brevissimo percorso è proprio di dare questi strumenti alternativi di decifrazione, perché è una decifrazione fra astronomia, linguistica, mito, storia, che non si trova che non si trova da nessuna parte. Il mio è un Certo. appello ai sardi, che so che ci sono tanti sardi che ci seguono, studiate per conoscervi meglio, per ricordare chi eravate, ok? Soprattutto in questi momenti adesso particolarmente attivi da un punto di vista sociale. Lo dico agli italiani, di smettere di vedere nella Sardegna un luogo di vacanze, perché la Sardegna Certo. è È molto di più, è molto di più, hai ragione, sono perfettamente d'accordo con te. Poi in queste lezioni consentiremo a tutti quelli che ascoltano poi di fare le domande, quindi certo. interagiremo, cercheremo di dare spiegazioni che magari io non riesco in quel momento a dare, ecco, e ci sarà un'interazione davvero con le persone che ci guardano, che ci ascoltano. Questo è proprio diciamo, la modalità della libera università. Queste non sono conferenze dove tu magari nella chat scrivi qualcosa che nessuno guarda. No, no, queste sono lezioni dal vivo online dove tutti possono chiedere al docente per chiarirsi dei dubbi, per Certo, approfondire, per certo, avere una bibliografia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi certo. è un po', io direi, è proprio uno scambio in orizzontale, non c'è Certo. il docente e tutti alle pecore sotto, non è No, non è il assolutamente. nostro modo di fare. Va Io bene, questo, io questo non lo faccio neppure nelle conferenze, nelle presentazioni dei miei libri, lascio sempre ampio spazio al pubblico per le domande, perché vedo poi la storia anche dalla loro prospettiva. E questo per me è molto importante, perché attraverso le domande poi mi pongo anch'io dei quesiti che magari non sono riuscito a trovare o a raggiungere. Ecco perché ritengo sia importante poi il dialogo il confronto con la gente che ci ascolta. certo, perché comunque questo succede anche a scuola, se veramente fossimo, come dirti, educatori consapevoli. Anche l'educatore impara dall'alunno Certo, e certo, soltanto si mette in una posizione di ascolto. sì, proprio Ecco, questa così. è una cosa importantissima. Allora, Bartolomeo, io ti ringrazio, io non vedo l'ora Grazie a di te, grazie a iniziare te. Quindi ci diamo appuntamento a novembre a per novembre, iniziare queste sì, 5 lezioni che spero siano piacevoli. ma sicuramente lo saranno. Io ti ringrazio, ringrazio voi che ci seguite e ci vediamo alla prossima chiacchierata. Grazie. Arrivederci! Saludos a tutti.